Il nostro viaggio, fatto di storie di talento e di coraggio, continua. Storie di lungimiranza e di passione. Storie di piccoli ma grandi imprenditori che hanno cominciato la loro scalata dal nulla o da un sogno. Sì, perché qui a Vigonza, a Natale, si sogna. Ci troviamo a Busa di Vigonza, alle nostre spalle Macelleria Coppiello, una delle macellerie più importanti del Padovano. La macelleria nasceva 60 anni fa, a pochi passi da qua, e il suo titolare è l'inventore degli sfilacci di cavallo. Una storia bellissima che ci racconterà Damiano Cotarbello. Quindi Damiano, proprio qui a Vigonza nascono gli sfilacci di cavallo. Nascono qualche centinaia di metri, come dicevi prima, qua ad opera di un ragazzo che faceva il conciatore di pelli e che per arrotondare aveva aperto un piccolo buchetto per fare la vendita di carne di cavallo. E un giorno decise di cominciare a fare qualcosa di diverso e creò quelli che sono diventati poi un must famosissimo in giro per l'Italia, gli sfilacci di cavallo. Li ha inventati lui. È Natale e anche noi vogliamo raccontare la nostra favola sul signor Coppiello. Allora, Franco Coppiello è una persona di una generosità straordinaria. Quando sapeva che qualcuno era in difficoltà, preparava una spesa e gliela regalava. Quindi dietro a questo successo imprenditoriale c'è una generosità grandiosa. Una grande macelleria Coppiello. Noi adesso andiamo a conoscere la figlia Paola. Ed eccoci con Paola, titolare della macelleria, si dice la più importante di tutta Padova, vero Paola? Così dicono. Così si dice. Tu arrivi qua a 20 anni ad aiutare la tua mamma. Sì, sempre una macelleria grande ma classica dove si vendevano solo i tagli di carne semplici. Esatto. Nel tempo però noi vediamo che qui è un vero e proprio spettacolo. Cosa si propone al pubblico? Di tutto e di più, ci sono tantissime proposte, poi adesso è Natale per cui il banco è ricco, ricchissimo di cose. Un banco lunghissimo. Esatto, sì. Adesso rispetto ad anni fa ci sono tantissimi preparati. Quindi la gente ha richieste diverse, mentre una volta si faceva il classico brodo di carne, il cappone a casa, adesso lo chiede già preparato, già pronto, con piatti più slim, più veloci. Esatto, anche con ingredienti diversi. Ecco come cambiano le attività nel tempo. Questa è una macelleria innovativa, divisa per settori, sì, per carni, li vediamo tutti molto velocemente, okay, e divisa anche per qualità, di alta qualità. Partiamo subito con un po' di gastronomia, per chi magari durante la settimana ha voglia di cose veloci. Il maiale, che è un maiale particolare il vostro. È allevato allo stato semibrado, per cui abbiamo sempre carne di ottima qualità, insomma. Certo, prodotti ricercati. Pollo uguale, reparto pollo. Qualità. Poi c'è il cavallo, che è di una carne di tradizione veneta, il manzo, vitello, insomma il bovino in genere. Per finire in questo lungo bancone con dei preparati da cucinare che sono, esatto, buoni sì, ma anche molto belli da vedere. Esatto. Abbiamo registrato un marchio che è Paduello, che è il nostro impasto, con cui facciamo tutti i preparati a base di quell'impasto. E questo qua è Paduello, proprio il polpettone. Si chiama così con tutti i vari gusti da cucinare in forno. Quindi col suo un marchio registrato, sì, vostro. Sì. Sempre cose molto veloci da fare, da spadellare, gustose, saporite, ma allo stesso tempo comode per tutti, insomma. Chiudiamo dandovi solamente qualche numero, almeno 200 tipi di piatti e sì, di proposte, tutti per i vostri clienti. Esatto. Il nostro viaggio continua nella frazione di Perarolo di Vigonza. Mauro da sempre lavora nel mondo dell'ortofrutta, ma
15 anni fa decide di partire con una nuova attività tutta futuristica. Andiamo a conoscerlo. Eccolo Mauro. Benvenuta Ida. Grazie. Che tripudio di colori e di sapori. Tante Certo. cose. Come è cambiato nel tempo Allora, il mondo dell'ortofrutta? Il mondo nel tempo è cambiato perché esigenze dei clienti e quindi c'è stata un'evoluzione anche nel mercato dell'ortofrutta, nel senso dalla frutta esotica, la maracuja, nessuno sapeva che cos'era, però adesso è un frutto che è molto richiesto, specialmente nel periodo natalizio, il frutto del drago. Guarda Quello che qua, bello. bellissimo. Abbiamo le fragole della Basilicata, che è una primizia di dicembre. Vabbè, poi abbiamo il licis del Madagascar e poi c'è stata anche un'evoluzione nelle verdure, perché una volta c'era il cavolo bianco, basta. Adesso abbiamo il cavolo bianco, il cavolo romanesco, il broccolo, il cavolo nero. È solo per parlare della qualità esatto, del cavolo. E poi tutto il resto. Come si fa a mantenere sempre alta la qualità di questi prodotti in tutte le stagioni? Allora, intanto il tutto comincia la notte al mercato ortofrutticolo. La scelta dei prodotti, bisogna assaggiarli, valutare, contrattare il prezzo, però il prezzo è sempre rapportato alla qualità di quello che tu acquisti. Nel tempo non sono cambiati solo i prodotti, ma anche le esigenze Certo. della gente. Questo è stato il tuo salto di qualità, il tuo salto futuristico. Sì, perché hai pensato cosa? Noi abbiamo pensato di trasformare il prodotto da crudo a già lavato da cucinare e dopo l'evoluzione più grossa è stata quella di cucinarlo. Quindi le persone desiderano, hanno poco tempo, desiderano il prodotto finito. Pronto all'uso. Pronto all'uso. Vai a casa, lo riscaldi e te lo gusti. E allora andiamo a vedere questa bella produzione Bene. tua. Questo non è un semplice radicchio variegato, ma questo è il radicchio di Maserà, radicchio IGP della nostra terra padovana, che noi lo prepariamo già lavato e curato per i nostri clienti. L'evoluzione che si parlava prima, la cottura del nostro prodotto, poi viene tutto confezionato qui dentro. Questo è un macchinario, viene iniettata anidride carbonica e azoto alimentare per mantenere il prodotto più a lungo possibile, che il prodotto qui rimane sempre bello sano. Naturalmente deve rispettare la catena del freddo. La nostra zucca pronta, il minestrone fresco di verdure e poi abbiamo la parte del cotto, lenticchie già cotte, pronte, le nostre lasagnette, pasticcio e poi abbiamo le seppie in umido, spinaci al vapore, erbette miste al vapore, funghi grigliati, il purè di patate e molte altre prelibatezze. Buon Natale a tutti! La nostra avventura continua raccontandovi la storia del papà di Marco, che pensate inizia a fare il pizzaiolo all'età di 13 anni e mezzo. Poi nel 1973 decide di aprire la sua pizzeria personale. Passano 60 anni ed è diventato questo un locale famosissimo in tutta la provincia, seguito dal figlio Marco che noi andiamo a conoscere. Buongiorno Marco. Buongiorno. Tu sei cresciuto in questa pizzeria e il papà ti ha trasmesso tante cose, non solo il suo sapere. No, tutta la passione che aveva per la pizza e io sono proprio nato qua dentro, diciamo, perché da quando ho 2 anni che sono qua dentro, giocavo in mezzo ai tavoli, da piccolo sono sempre proprio stato qua e ho sempre voluto fare questo lavoro qua. Hai sempre voluto fare questo lavoro qua, quindi il tuo cliente per te è prioritario, tu sai cosa dare al tuo cliente proprio in virtù di questa tua esperienza di contatto. Sì, infatti i nostri clienti sono diventati anche molti amici nostri. Quindi un ambiente questo dove una persona si sente a casa. Sì, cerchiamo di trasmettere questo noi. Abbiamo capito che il piatto principe è la pizza, ma voi proponete anche un vasto menù. Un vasto menù, sì, abbiamo delle verdure di stagione, delle insalate di pollo, viennese e le russe
E poi abbiamo il nostro punto di forza, che è il purgatorio. Sì signori, stiamo parlando del purgatorio, ma non quello che dovremo fare. No. Parliamo di una pizza con un marchio registrato. Pizza non è. Questo è il purgatorio, che è servito così nel piatto, o per chi vuole ancora più caldo lo serviamo qua dentro, così rimane ancora più caldo. E poi viene il pane della pizza a parte, che facciamo sempre noi il pane. Piatto, ma cosa troviamo dentro questo piatto? Questo piatto che è una pizza scomposta, perché abbiamo l'impasto della pizza, che è il pane che facciamo noi, che è al lato. E qua abbiamo il pomodoro, la mozzarella e il prosciutto cotto. Ma è un'idea fantastica, il profumino voi gentili telespettatori non lo potete sentire, ma qui è un tripudio di colori, di sapori, tutti da provare. Sì. Un'altra bella storia di Natale da raccontare è quella della signora Maria Rosaria, sì, perché lei da Salerno viene su nel nord Italia e fatalità decide di venire a mangiare la pizza proprio da Cicillo. Si parlava tanto di questa pizza buonissima, quindi arriva qua anche lei. E qui mi conosce proprio lui. Conosco lui che mi dice di conoscermi. E io, Lei parte, va giù. e io vado giù, lui mi ritelefona e mi dice che vuole conoscermi meglio. Dico, ma io non posso venire. È venuto giù lui, ha detto in 6 mesi ci siamo conosciuti e siamo passati. Ma è vero che l'ha chiamata e le ha detto: io sono innamorato di te, non posso più stare senza di te. Sì, è proprio così. Sembra una storia d'altri tempi, una storia di favola, invece è proprio vera. Quindi la sua vita in 6 mesi è completamente cambiata, trasformata Sì. ed è nata, si può dire, qui. Bene, sì. Terminiamo il nostro percorso con l'enogastronomia importantissima della zona, ne parliamo con Filippo Pastore. L'enogastronomia, che a Vigonza è un settore importantissimo, è molto sviluppata, se veramente l'imbarazzo della scelta vengono da fuori provincia nei nostri ristoranti, quindi Vigonza ha una buonissima rappresentanza da questo punto di vista, veramente tantissima qualità e prodotti tipici. Questo della pizzeria Cicillo è sicuramente un esempio, ma ne abbiamo veramente tantissimi nel nostro territorio. A Vigonza si mangia bene dappertutto. Qua troviamo anche delle peculiarità interessanti. Vogliamo, Filippo, fare un invito a tutti i nostri telespettatori? Sì, assolutamente. Venite a passare il vostro Natale a Vigonza, partecipate ai nostri eventi, venite nei nostri ristoranti e nei nostri negozi. Ognuno vi accoglierà con grandissimo calore. Da noi le persone sono importanti e le storie che avete sentito lo dimostrano. E chiudiamo con il piatto principe, naturalmente, di questa famosissima pizzeria, il Purgatorio. Mai avere paura, lo dicono da sempre i protagonisti delle storie che vi abbiamo raccontato, che con occhi lungimiranti e grande speranza hanno saputo guardare al futuro, qui, da Vigonza.